Così, Matteo 5, versetto numero 2. Ed egli, aperta la bocca, che cosa dice? Insegnava. Che cosa insegnare? Insegnare c'è un principio che io non sapevo, adesso comincio a scoprire. E quando Gesù stava dicendo insegnava, è perché i suoi discepoli, in quel momento che lui stava parlando ai discepoli, non sapevano. E stava scoprendo adesso un nuovo modo di pensare, di vivere, di ragionare. È la nostra conversione. Nel versetto 13 dice la prima frase: voi siete il sale della terra. E dopo nel versetto 14: voi siete la luce del mondo. E Gesù continua a insegnare i principi, i valori che loro ancora non sapevano nella tua nuovo. Dopo le beatitudini, dove Gesù parla dei beati, e lui continua a dire, versetto 21, voi avete capito che fu detto, ma io vi dico. Tante volte noi siamo trattenuti nella nostra storia, quando non convertiti, di pensare in un modo che Gesù ha detto, voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. E Gesù ripete questa frase 5-6 volte, voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Se noi vogliamo vivere un processo di trasformazione di conversione profonda della nostra vita, la nostra mente deve pensare di modo diverso, d'accordo con i principi di Cristo. E questo si chiama la nostra liberazione. E dopo noi continuiamo a parlare, e noi abbiamo capito che il primo carico oggi è la preoccupazione di noi, cercare di capire il regno che c'è. E è prezioso perché noi, tante volte, la nostra testa è cercare prima materiale, del nostro lavoro, del nostro sostegno, e Gesù ci insegna un altro principio. E finiamo con il versetto, capitolo 7, versetto numero 24. Se noi vogliamo costruire la nostra casa su una roccia, che cosa dobbiamo fare? Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, paragonando un uomo evoluto che ha costruito la sua casa sulla roccia. O senso di essere un uomo evoluto, o senso di essere una persona transformata, o senso di costruire la casa sulla roccia, o senso di avere una vita salva, fortificata, è conoscere la parola del Signore. Ma si deve vedere in pratica. Perciò questa mattina noi siamo qua oggi per scoprire qualcosa di nuovo e aprire il nostro cuore allo Spirito Santo, e che lo Spirito Santo possa parlare di qualcosa di nuovo. E tante volte noi staremo ascoltando, ma ho sentito parlare che era così. Ma nella mia conversione non ascolto quello che Gesù ha detto, ma io vi dico. E che questo ti dico, questo nuovo di Cristo Gesù possa essere costruire la mia storia, la mia vita, la mia casa sulla roccia. Può venire qualsiasi difficoltà, qualsiasi tempesta, la mia vita si manterrà sicura. Niente crollerà la mia. Perciò possiamo iniziare questo culto sapendo che il messaggio di Cristo è di trasformazione, e non solo di luce, è Lui, è il nostro Dio, e a Lui che adoriamo. Amen? Possiamo aprire il nostro cuore? Possiamo pregare? Quando siamo arrivati qua, sicuramente ricordiamo una parte della nostra storia, della nostra vita. Portiamo dentro di qua tante situazioni che per noi oggi sono difficili. Vogliamo cantare oggi anche il regno di cielo, il regno di Dio, la volontà di Dio. Vogliamo oggi dire di Dio. Ci sono ancora certe cose della mia vita che devono essere cambiate e trasformate. Che tu Santo Spirito parli. Vogliamo iniziare questo culto con un'offerta al nostro Signore. Restituire al Signore tante cose. E non parlo soltanto di soldi, di beni materiali, ma parlo della mia storia, della mia vita, dei miei concetti di valore. Io ti ho sentito parlare fino così, ma adesso con questa grazia, misericordia, compassione, Cristo mi insegna un nuovo. E questa vita cristiana è un nuovo.
crescere. Siamo qua insieme con i nostri per dire o quanto è importante insieme con i nostri adorare o nostro Dio e crescere verso di Lui. Grazie Padre, perché questo momento è unico e questo momento è un momento speciale che noi stiamo adorando a Te. Siamo qua, oh Padre, perché vogliamo dirti che noi Ti amiamo e dimostriamo con la nostra vita insieme qua. Ti ringraziamo. Questo culto è per Te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che tu possa fare un sguardo alla persona al tuo fianco e non può dare un abbraccio, ma tu possa fare un sorriso che la persona non vedrà perché c'è una mascherina, ma con lo sguardo la persona percepirai che sarà amata da te. Fa un sguardo alla persona al tuo fianco e fai quello sguardo e dire: stiamo in piedi in questo momento, cantiamo, adoriamo il nostro Dio, apriamo la nostra bocca, adoriamo, cantiamo, e che questo culto sia pieno di gioia e di esperienza con Lui. Non è una formalità, è una vita speciale con Lui. È quello che faremo in questa mattina. Adoriamo il nostro Dio con questo cantico che è? Cercate prima? Cercate che prima. Cantiamo, adoriamo e viviamo queste parole di questo cantico.
Lodia il nome tuo, quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole. Lodia il nome tuo, lodia il nome tuo, quando vengo davanti a te, col cuore triste e fragile, lodia il nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Doni porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni porti via, tu doni porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tanta gente nelle chiese, quanti fuori persi, tutti pronti a predicare, ma chi è con te se sbagli? Ma dov'è l'amore senza confine? Ma dov'è l'amore? Una chiesa accogliente nella grazia. Solamente nell'amore siamo degni del Signore, per portare alla croce chi cercava nella notte. Ma dov'è l'amore senza confine? Ma dov'è l'amore? Una chiesa accogliente nella grazia. Quando leggo la storia della prima chiesa trovo un fatto molto interessante per me, soprattutto il straordinario lavoro di Cristo nelle persone che componevano la prima chiesa. Uno dei fatti è che Cristo è riuscito a cambiare la loro convinzione che nel mondo ci fossero soltanto loro. Gli ebrei erano convinti che il Salvatore sarebbe arrivato solo per loro, solo per il loro popolo, e sarebbe ristabilito solo gli ebrei. Non interessava niente a nessuno dei popoli che vivevano intorno. Cristo in poco tempo è riuscito a cambiarle queste idee, la convinzione che i loro principi, le loro idee erano migliori degli altri. Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento insegna che noi dobbiamo considerare la persona che è a fianco a noi superiore a noi stessi. Quando leggo questo versetto capisco quanto sono lontano da questo, quanto sono lontano da ideali, da Cristo, da come ha cambiato queste idee che nella Chiesa
il gruppo di persone, possiamo chiamarlo come vogliamo, che deve essere aperto a tutti, certo, basandosi sulla Bibbia, questo a tutti, e provare a rispettare l'altro più dell'opinione dell'altro, superiore a me stessa. Mi rendo conto quanto c'è ancora da lavorare, che questo sia il mio augurio per me stesso, innanzitutto posso cambiare, posso provare, posso cercare di capire e di considerare l'opinione dell'altro superiore a noi stessi, che possiamo migliorare in questo. Ma dove l'amore senza confini, ma dove l'amore, una chiesa accogliente nella grazia. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, una chiesa accogliente nella grazia. Salmo 105 dice: celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, cantate e salmeggiate a lui, meditate su tutte le sue meraviglie, esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Noi veniamo davanti a te, cercando il volto tuo, non per quello che tu fai, ma per ciò che tu sei. Allora mostrati, Signore, nella tua gloria e con tutto il tuo splendore. Noi siamo qui davanti a te, Signore. Alleluia, 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 gloria a te. Alleluia, Amém? Possiamo pregare in questo momento? Non possiamo uscire dal nostro posto, pregare con la persona al nostro fianco, ma noi possiamo pregare con questa persona che è davanti a noi, dietro a noi, al nostro fianco. Preghiamo, guarda la tua sinistra, la tua destra, vedi chi è a tua sinistra, la tua destra, davanti a te, dietro a te. Prega per questa persona. E
possiamo avere questo momento di pregare uno per gli altri e vivere questo momento di preghiera. Preghiamo? Prega in silenzio e dopo io finirò. Nosso Padre, intercedere, pregare é prezioso. Quante volte nós stiamo vivendo in momenti difficili, ma c'è qualcuno che prega per noi. C'è qualcuno che intercede per noi. O quanto è prezioso sapere, oh Padre, che nei momenti difficili c'è qualcuno che prega per me. Quanto è prezioso, Padre, che io non conosco la storia del mio fratello e della mia sorella, ma in questo momento posso pregare per lui, per lei. O quanto è prezioso sapere, oh Padre, che la nostra preghiera arriva al tuo trono di grazia. Quanto è prezioso sapere, oh Padre, che tu rispondi, esaudisci le nostre preghiere. Ti ringraziamo che possiamo pregare, intercedere per i nostri. La tua mano, la tua guarigione, il tuo sostegno, il tuo consolo, il tuo conforto. Quella presenza tua, Padre, che noi non possiamo neanche capire in che modo agisci, ma basta che sappiamo che è la tua presenza e è questa presenza che ci dà la pace. Sia con i nostri, sia con il tuo popolo, con la tua gente, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Marco 1. Oggi stiamo lavorando su accogliere la gente, stiamo continuando con l'argomento vita nella vita, e quanto è prezioso sapere che vita nella vita è una azione verso qualcuno di dare vita alla gente. E leggiamo questa storia di Marco capitolo 1, 40-45, dove Gesù qua trova, o una persona trova Gesù, e esiste adesso un cambiamento di una storia. L'incontro con Gesù produce cambiamenti e profondi cambiamenti. Marco 1, 40-45. Già qua? Okay. Venne a lui un leproso e buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificar-me. Gesù, pieno di misericordia, preferisco usare questa parola pieno di misericordia, che pronunciare questa parola in italiano per me è una sfida grandissima, impietosito. Gesù, pieno di misericordia, stese la mano e lo toccò. Ele disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lepre sparida da lui e fu purificato. Gesù lo congedou subito dopo averlo ammonito severamente. Ele disse: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri la tua purificazione, quello che Mosè ha prescritto. Questo serve a loro di testimonianza. Ma quello appena partito si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti. E da ogni parte la gente accorreva a lui. Noi conosciamo questa storia, no? C'era una persona che era leprosa e adesso che cosa fa quando trova Gesù? Chiede la guarigione. Interessante che questo periodo che noi stiamo lavorando qua di accogliere la gente, di essere vita nella vita della gente,
Perché noi dobbiamo sapere che le persone intorno a noi sono disperate. Ogni domenica praticamente che eu vengo qua, eu porto le testimonianze della gente che sta ascoltando quelle messaggini che noi inviamo, e questa settimana le altre persone non credenti ci hanno risposto in modo meraviglioso: per favore continuate a inviare, perché questo sta aiutando tanto alla mia vita. E tante volte noi come credenti pensiamo che per noi tante volte neanche ascoltiamo, ma le persone, la gente è disperata e stanno cercando una risposta. La gente cerca una restaurazione, una trasformazione, e noi sappiamo che l'unico modo è Gesù. Perciò viviamo nella sofferenza, le persone vivono così disperate, noi viviamo con la gente nei dolori, la gente con colpa, la gente con l'amarezza, la gente con la mancanza di amore, la gente in un completo abbandono, la gente in malattia, la gente in confusione, la gente senza una linea di pensiero, senza una guida, la gente in un mondo completamente caotico, la gente oggi è persa. Quando stavo ascoltando questa mattina i telegiornali e adesso in Italia che cosa succederà, il numero di contagiati stanno crescendo, in Europa sta crescendo, e forse un nuovo lockdown, ma la gente è disperata, non si può fermare novamente, la gente oggi non sa da dove andare, la gente è persa e noi conosciamo una risposta. La gente è disperata e noi conosciamo una risposta. Un cristiano che vive con Cristo Gesù è sereno in tutta questa storia. Perciò noi dobbiamo essere moço della compassione, o come Gesù ha usato quella parola, pieno di misericordia, e essere moço di misericordia, che questo possa diventare la nostra motivazione per trasformare la gente. Il nostro vivere deve avere contatto con la gente. Eu não conosco la tua vita, come tu vivi ogni settimana, ma con quante persone tu condividi la parola del Signore? Com quante persone tu condividi una parola di speranza, una parola di sollievo, una parola che possa portare pace? Perciò Gesù dimostra questo di compassione e misericórdia a qualsiasi persona. Gesù non separava la gente. Hoje viviamo in un mondo, se tu sei di destra, io sono di sinistra, se tu sei di sinistra, io sono di destra, se tu sei con questa colore, io sono dell'altro colore, se tu tifa per questa squadra, io tifo per un'altra squadra, se tu fai questo, io faccio quello. Ossia, la gente oggi è divisa. Gesù non faceva questa separazione, perché Gesù, gente è gente. Non c'era nessuna separazione di nazionalità, di etnia, di colore, di cultura, di educazione. Gesù amava la gente e le persone. Perciò se era una persona semplice, Gesù era presente. Se era una autorità, Gesù era presente. Se era un ammalato, un escluso, era un servo, Gesù era presente. Noi non possiamo separare le persone per qualsiasi ragione. Persone sono persone. Ogni persona è stata creata da Dio e amata da Dio. Ogni persona che tu trovi davanti è una persona scelta da Dio. Perciò che Gesù accoglieva tutti quello che manifestava un desiderio di trasformazione. Gesù accoglieva tutto quello che lo cercavano. E noi come Chiesa, come persona dobbiamo vivere questa esperienza che Gesù ha vissuto, di accogliere quelli che stanno cercando. E questa condizione esiste. Perciò la nostra mentalità di accogliere non può essere giudicata dai nostri sentimenti o da quello che noi pensiamo umanamente oppure dai nostri concetti. Ma il nostro modo di pensare deve essere come Gesù manifestava, che è nuovo. Ma io vi dico che è nuovo. Ogni incontro con Gesù portava una guarigione. E noi dobbiamo sapere che ogni persona che viene da noi dobbiamo portare questa persona a una guarigione. È la nostra sfida. Perciò ogni persona che noi troviamo sono le persone ammalate che hanno bisogno di essere guarite. Soprattutto le persone che nessuno accoglie. Quante persone oggi che tu pensi che nessuno lo accoglie e che tu puoi accogliere? Che sono disperate, che stanno cercando, che sono veramente per terra. E è queste persone che noi dobbiamo cercare. Perciò vediamo in questo brano qua qualche caratteristica importante. La prima caratteristica, questo ragazzo qua viene all'incontro di Gesù. Viene all'incontro con Gesù. Il nostro Gesù non forza nessuno a seguirlo. Il nostro Gesù è qua presente. Il nostro Gesù si rivela. Il nostro Gesù è quello che è.
È la gente che stava cercando questo Gesù. E questo ragazzo viene all'incontro con Gesù. La decisione di andare al suo incontro, esiste una risposta di Gesù. Perciò ogni persona che si apre a Gesù, apre il suo cuore a Gesù, incontra una risposta. Ma la prima condizione che noi possiamo trovare per aiutare una persona, per accogliere una persona, è che quando questa persona viene al nostro incontro. Ogni persona che viene ao nosso incontro è un regalo da Dio. È stato lo stesso Dio che ha inserito nel loro cuore un desiderio di venire da noi. Geremia 29, 12 a 14. Questo è un testo che conosciamo da tanto. Geremia 29, 12 a 14. Dice così: voi mi invocherete, verrete a pregar-me e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete. Perché? Cercherete con tutto il vostro cuore. E qua è quella battuta che io sempre faccio: Dio non sa fare quella giocare di nascondiglio come i bambini lo fanno. Dio, io mi lascerò trovare da voi. Dice il Signore: io farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni, da tutti i luoghi dove vi ho cacciati. Dice il Signore: vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Quando cerchiamo il Signore con tutto il cuore, esiste una risposta. Quando la gente cerca con tutto il cuore, deve avere una risposta. Quando esiste questo desiderio con tutto il cuore, esiste la sincerità, un cuore sincero, Dio abbraccia. Quanta gente sono arrivata in mezzo a noi, disperate, con un cuore sincero, senza lacera, senza falsità. Quante persone sono venute davanti a noi con un cuore sincero e noi abbiamo accolto, abbiamo abbracciato, abbiamo cantato la terza canzone. Qual era? Una chiesa accogliente. Ma dove è l'amore? No mondo della disperazione, dove esiste una falsa idea, un falso concetto d'amore, ma la Chiesa conosce il vero concetto d'amore. Il vero concetto dell'amore è la mia morte. Senza la mia morte non esiste amore. Oggi l'amore del mondo è la passione, soddisfare i propri desideri. L'amore che Cristo ci insegna, la mia morte verso qualcuno, è questo il vero amore. Perciò noi dobbiamo oggi imparare a sapere che le persone che vengono da noi stanno cercando il vero amore perché hanno disperatamente cercato un amore che è sempre stato falso, ingannevole. La Chiesa accogliente accoglie con il vero amore, pronta a morire per adesso dare vita a una persona. Tu sei pronto a morire con i tuoi concetti? Tu sei pronto a morire con i tuoi principi umani? Tu sei pronto a morire con quello che tu pensi umanamente nella tua tradizione di storia di vita? Per accogliere una persona che per te è stata rifiutata da una società? Oppure di accogliere una persona che per te è molto difficile perché è un grande capo, un grande leader? Ma dov'è l'amore? Una Chiesa accogliente manifesta questo accogliere e essere vita e dare vita a queste persone. La gente viene ao incontro. E adesso devo manifestare quello che Dio ha manifestato verso di me. Circa 40 anni fa, io ho cercato questo Dio e Lui mi ha accolto. Circa qualche anni fa, tu hai cercato Dio e Lui ti ha accolto. E quello che tu eri, solo la misericordia di Dio. E quello che io ero, solo la misericordia di Dio. Perciò Gesù pieno di misericordia mi abbraccia. E Gesù pieno di misericordia ti abbraccia. E adesso sono io che pieno di misericordia, che ho imparato di Gesù, io accolgo questa gente. La gente viene all'incontro. Gesù in tutti i momenti guardava i cuori. E quando esiste questa approssimazione, questo avvicinamento, Lui manifestava un passo di accogliere. Oggi noi viviamo un mondo molto individuale, dove io vivo la mia vita,
nessuno entra a casa minha, nessuno entra in un rapporto con me, in un'amicizia con me, io vivo bene così, perché oggi non mi frega niente camminare con una persona e noi stiamo perdendo la ricchezza e la bellezza della vita con Cristo. Per accogliere uno che arriva, io devo capire che le persone sono perse, che le persone oggi sono perse perché non sanno da dove andare. Per accogliere qualcuno che arriva, devo sapere che io devo avere la sensibilità e l'intimità con Dio per capire il modo di accogliere questa persona. Quando vediamo il problema, invece di giudizio, in quale modo che possiamo guarire? Io devo vedere il problema di quella persona e non essere un giudice. Io devo vedere in quale modo che io posso guarire quella persona. Questo mio Gesù accoglie un leproso. E voi ricordate benissimo che non si poteva neanche toccare in questo gruppo di persone. E c'era uno leproso che Gesù lo guarisce toccando. Questo gruppo di persone la società aveva messo da parte. Ma Gesù lo ha guarito, lo ha accolto. Questo gruppo di persone non poteva neanche entrare nella città. E hoje, quando percepiamo com questa storia di coronavírus, se tu hai um vírus, tu não pode neanche uscire di casa, tu non puoi avere contatto con nessuno. Questo gruppo di persone era così la loro vita, sempre. Non potevano avere rapporto con nessuno, non potevano entrare nella città, erano fuori. Ma Gesù lo accoglie e lo guarisce. Quella persona che stava arrivando a Gesù ha fatto un grido, è venuto da Gesù, perché erano disperate. Viviamo in un mondo delle persone disperate e la Chiesa deve essere accogliente. Accogliere una persona è accogliere una vita completa. Accogliere una persona è accogliere una storia. Accogliere una persona è camminare con la storia di quella persona. Come il tuo matrimonio con la tua moglie, con tuo marito. Quando tu sei sposato, tu non sei sposato solo con quella persona. Tu sei sposato con la storia di quella persona, perché la storia di quella persona viene insieme. Perciò tante volte noi scopriamo la storia di quella persona dopo 10 anni di matrimonio, dopo 15 anni di matrimonio, dopo 40 anni di matrimonio, io scopro che questa persona ha una storia molto difficile. Non è il mio caso, ma o quanto è prezioso vedere che una vita di una persona io accolgo, ma non solo la persona, ma c'è una storia, una vita insieme. Io devo essere pronto a amare questa persona con tutta la sua storia, con tutta la sua vita. Perciò la bellezza di camminare con qualcuno è camminare in modo trasparente, sincerità, in modo che io possa rivelare la mia storia che è difficile e essere amato con questa mia storia che è difficile. Dio usa la sua Chiesa per questo. Dio usa la sua Chiesa perché la sua Chiesa deve amare la storia di ogni persona che arriva. Amare la storia tante volte non è essere d'accordo con quella storia. Ma io devo sapere che questa persona deve essere amata, deve essere accolta e che quella storia può essere trasformata per Gesù. Bartimeu era un alto ragazzo che quando ha sentito parlare che Gesù passava, che cosa ha fatto Bartimeu? Lui non poteva vedere. Lui ha gridato, ha chiesto pietà, ha chiesto misericordia. Era un cieco che aveva udito parlare di Gesù. E la gente che cosa faceva? E anche i suoi discepoli che cosa hanno fatto com Bartimeu? Hanno portato lui davanti a Gesù? No. E Gesù stava ricordando a loro, non avete sentito quello che ho detto? Non è così in mezzo a voi. Voi siete la luce, voi siete il sale di questo mondo. Portatemi qua questo ragazzo, perché lui è pieno di dolore, è pieno di una storia difficile. E Gesù lo guarisce. La gente sta arrivando, perciò amare il prossimo come a me stesso è amare le persone come le persone sanno. E adesso devo portare queste persone a una trasformazione, a una guarigione che solo Gesù può fare. Io non sono giudice, tu non sei giudice. Questa Chiesa non è un tribunale. Questa Chiesa è un luogo di accoglienza dove la gente che arriva con tutte le sue storie difficili deve essere amati. E adesso Gesù inizia un processo di trasformazione che queste persone siano come Gesù
a desiderato e come Gesù ci ha insegnato. È questo il principio. Secondo passo di questo ragazzo qua, lui si butta in ginocchio quando arriva davanti a Gesù. Lui, questo dimostrare, si butta in ginocchio e sta dicendo: non ce la faccio più. Basta. Ho mollato tutto. Non ce la faccio più. Tu já vissuto una esperienza di qualcuno che ha cominciato a piangere davanti a te? Tu já vissuto una esperienza di qualcuno che ha messo la faccia per terra davanti a te? Tu já vissuto una esperienza di qualcuno che ha pianto tantissimo davanti a te? Queste persone stanno dicendo: non ce la faccio più, aiutami. Dimostra le loro debolezza, dimostra che serviva qualcosa di appoggio per loro. Una persona che noi dobbiamo accogliere è una persona che dimostra questa caratteristica. Non ce la faccio più. Io non vorrei approfittare della vostra bontà. Io ho bisogno di essere guarito. La differenza di una persona che si approfitta di noi e una persona che dimostra debolezza e che ha bisogno di aiuto è quando si butta per terra, quando piange con sincerità e quando veramente riconosce che non ce la fai più. Noi possiamo dire che la sua anima si apre. Perciò una persona che arriva disperata, noi dobbiamo ascoltare, ascoltare, ascoltare e ascoltare. E per ascoltare una persona ci sono dei tempi. Noi dobbiamo investire tempo con queste persone e ascoltare, ascoltare e ascoltare. Perché loro sono per terra. La gente vuole essere accolta. Quante persone tu incontri che iniziano a parlare della propria vita? Já vi raccontato qualche settimana fa? Sono andato in un negozio, in 2-3 minuti quella persona ha raccontato la sua storia di vita. E lei non mi conosce quasi per niente, ma mi ha raccontato la sua storia di vita. Perché la gente è disperata. La gente sta cercando qualche orecchio per parlare. E dove è l'amore? È la Chiesa accogliente. Questo gruppo di persone oggi stanno dicendo: non ce la faccio più. Aiutatemi. Tu stai criando approccio com le persone? Tu stai criando amicizie con le persone che non sono della Chiesa? Le persone stanno gritando: aiuto! Aiuto! Io devo aiutare con le persone che arrivano e si sentono giù. Interessante che tu puoi dire: pastore, ho aiutato tante persone e tante persone sono andate via e adesso sono qua da solo. Già è successo con te o solo con me? Io mi ricordo di Gesù che ha guarito un gruppo di leprosi. Chi si ricorda? Quanti erano? 10. 9. Ciao. Uno ritorna a ringraziare. Gesù era arrabbiato con gli altri 9? Penso di no. Penso di no. Ma Gesù ha detto: soltanto uno è venuto a ringraziare e questo è stato salvo. Interessante. Noi possiamo e dobbiamo aiutare le persone senza aspettare il loro ritorno. E ci saranno tante persone che noi aiuteremo e dopo, ciao. Ma io ho fatto con la coscienza tranquilla davanti a Dio. Io ho accolto. Io ho accolto. Noi siamo stati chiamati a fare. Noi non siamo stati chiamati a aspettare qualcosa. Noi siamo stati chiamati a fare. Noi non siamo stati chiamati a ricevere una parola di ringraziamento. Noi siamo stati chiamati a fare, a accogliere. Noi non siamo stati chiamati a aspettare che qualcuno venga a ringraziarti. Noi siamo stati chiamati a accogliere. Aspettare qualche parola degli altri significa essere il centro e significa essere il nostro narcisismo, la nostra vanità. Se eu aspetto un ringraziamento, è perché il centro non è Gesù, non è Dio, sono io. Se eu aspetto un ringraziamento, il narcisismo fa parte della mia vita, la vanità fa parte della mia vita. Perciò io faccio. Se la persona mi ha ringraziato, se la persona mi ha offerto un gelato, ok, ma se non mi ha offerto, ok, io continuo a manifestare quello che Dio mi ha chiamato a fare. Colossesi 3, 23.
qualunque cosa facciate. Fatela di buon, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Se qualcuno viene da te per il Signore, io farò di buon animo e accoglierò questa persona. Amém? Salmo 51, 17. E questo è prezioso per la nostra vita. È quello che Gesù ci insegna. E questo principio meraviglioso che troviamo nella parola quando troviamo una persona che veramente vuole essere guarita. Sacrifício gradito a Dio è un spirito afflitto, non la superbia. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Un cuore afflitto, un cuore abbattuto, un cuore umiliato. Wow! Sarà un capolavoro di Dio. Lui farà una opera stupenda. Chi Dio usa oggi per cambiare e trasformare un cuore abbattuto, afflitto e umiliato? Siamo noi, la sua Chiesa. Quando noi troviamo una persona con un cuore abbattuto e umiliato, noi dobbiamo accogliere. È questo che Gesù ci insegna, è questo che Dio ci insegna. Io devo guardare il cuore delle persone. Terzo punto, e qua c'è una frase meravigliosa di questo ragazzo. 2 parole, se vuoi. Lui viene, si butta per terra, si inginocchia davanti a Gesù e dice una parola, se vuoi. Che cosa stava dicendo lui? Nonostante il suo dolore, la sua sofferenza, nonostante il suo grido della sua disperazione, esiste umiltà. Não exigere, não pretendere niente, se vuoi. Tante volte noi ci convertiamo e cominciamo a usare quella famosa frase, io come figlio di Dio, io esigio... Che cosa? Se vuoi. Tante volte noi vogliamo la prosperità per essere figlio di Dio, se vuoi. Quando eu me converto, eu devo dire ancora di più, se vuoi. Tante volte noi cristiani vogliamo esigere da Dio qualche prosperità, qualcosa che non è stato mai promesso. Se vuoi. Abbiamo cantato il primo cantico qua oggi. Cercate prima il regno di Dio. Il mangiare e il vestirsi verranno. Punto. Punto. E ti basta il mangiare e vestirsi? Sì. Siamo noi che abbiamo creato una idea che abbiamo bisogno di questo, di questo, di questo. Tu hai bisogno di mangiare e vestirti. Punto. Se vuoi. Eu não estou criando uma teologia da prosperità. Estou criando la teologia bíblica. Dio mi darà quello che Lui vuole per me. E Lui sa quello che è importante per il mio bene. Quando eu riconosco che Dio può tutto, e abbiamo parlato questa settimana in una delle meditazioni, e Giobbe ha imparato questa storia, che Dio può tutto, e Dio può darmi quello che Lui vuole. Ma un cuore umile è come questo ragazzo. Se vuoi, guarisci-me. Lui era malato, lui aveva una malattia molto grande. E ha detto, se vuoi. Quando eu riconosco che Dio può tutto, io posso dire novamente, se vuoi. È la mia umiltà. E da quel momento che eu comincio a scoprire che questo Dio può tutto, è il momento suo mi darà. Ti è mancato qualcosa fino ad oggi? No. Ti mancherà? No, perché questo Dio che vuole fare la sua volontà nella nostra vita mi darà sempre quello che ho bisogno. Accogliere qualcuno con questa espressione significa avere negli occhi di questa persona una dimostrazione che io sono pronto a aiutare se io voglio. E questa persona quando dice se vuoi sta dimostrando io sono in completo abbandono. Se vuoi, aiutami. Eu não posso pretendere nulla. La donna cananeia ci ha insegnato tantissime cose bellissime. E una delle cose che questa donna ci insegna non è tanto della sua grande fede, ma di una cosa molto preziosa. Lei ha detto, Signore, aiutami, la mia figlia ha un grosso problema. E Gesù ha detto, sono venuto per la casa di Israele.
Io non posso togliere di questo e dare ai cani. Gesù usa un'espressione fortissima. E la donna risponde: anche i cagnolini mangiano dei bricioli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Quella donna ha detto: anche i cagnolini mangiano delle briciole. Signori, la mia figlia è ammalata. Quella figlia fu guarita. Accoglie la gente a vedere la disperazione di queste persone e rispondere a queste persone. E sapere che queste persone che ci hanno cercato non pretendevano niente. Se vuole, sono qua. Non esigono niente, se vogliono. Il nostro preconcetto deve essere messo via quando c'è questa frase, se vuoi. E è quello che dobbiamo agire. Accogliere la gente e avere un cuore aperto a questa necessità. E quanti noi abbiamo oggi? E possiamo accogliere la gente. Gesù davanti a un cuore afflitto, sofferente, di qualcuno che lasciava nella mano di Gesù, la risposta non abbandonava. Gesù, con cuore sofferente a se stesso, non abbandonava queste persone. Gesù non mi ha abbandonato mai. E fino a oggi, quando il mio cuore è afflitto e disperato, Gesù accoglie e mi abbraccia e mi sostiene. Se vuole, Lui lo fa. Siamo figli, e figli obbedienti e non ribelli. E quando siamo obbedienti, se vuoi. L'ultima parte, come finisce questa storia con questo ragazzo? Gesù ha detto a lui una ordine. Lui è obbedito? No, lui non ha obbedito. Gesù che cosa ha chiesto a lui? Non parla a nessuno. Ma questo ragazzo era contento. La sua situazione di disperazione è stata risolta. E Gesù è interessante che dice: abbiamo qua un precetto della legge. Va al sacerdote. E basato sul precetto di Mosè, offri. E così questo ragazzo penso che ha fatto. Ma questo ragazzo adesso proclama questa meravigliosa grazia del Signore. Questa grazia, questa misericordia che lui ha trovato in Gesù. Questa grazia, questa misericordia e questa compassione di Gesù. Questo ragazzo adesso comincia a proclamare. Quando noi troviamo questo, noi dobbiamo proclamare questo Gesù, perché siamo stati accolti pela grazia, misericordia e compassione di Gesù. E questo ragazzo comincia a parlare di Gesù. Interessante che quando una persona è accolta da noi, questa persona comincia a parlare bene da noi, perché nel momento di disperazione ha trovato grazia, misericordia e compassione. Ma tu puoi dirmi: ma io non vorrei che il mio amore si diventa visibile. No, non serve che diventa visibile, ma Dio sarà visibile, perché quando la gente testimonierà della nostra azione, è Dio che si diventerà visibile, non noi stessi. Perché questo ragazzo stava proclamando Dio, questo ragazzo stava proclamando Gesù, e stava proclamando tutto quello che Gesù ha fatto. Lui arriva, si inginocchia, lui arriva, si umilia, lui arriva e non pretende niente. Lui arriva e dice: se vuoi. Lui arriva e esce guarito. La Chiesa qua esiste per guarire una gente disperata, che non pretende niente, che pretende soltanto una soluzione per i suoi grossi problemi. Una Chiesa accogliente nella grazia. È quello che dobbiamo essere. Altrimenti, carissimi, siamo dei religiosi, ma non nella Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è piena di grazia, misericordia e compassione. E la Chiesa di Dio sono io, sei tu, siamo noi. Amen? Vita nella vita, compassione. Preghiamo. Pensa in una persona che tu conosci che oggi sta vivendo questa disperazione. Una vita futile, una vita vuota, una vita fuori dei principi di Dio. Ma questa gente che non sono superbi, che preferiscono camminare in questo modo, ma sono delle gente che stanno gridando, che stanno chiedendo
appoggio, che stanno chiedendo aiuto, che stanno chiedendo compassione. Tu conosci qualcuno? Un vicino? Uno della famiglia? Un collega? È questa persona che tu devi investire tempo, stare più vicino, ascoltare e chissà abbracciare. È questa persona che tu devi parlare di questa compassione, misericordia e grazia di Dio. È questa persona che starà dicendo a te: se tu vuoi, ascoltami. Tante volte noi guardiamo la gente soltanto con un fisico, con che i nostri occhi vedono. E tanta gente ti ingana, perché i loro cuori sono disperati. E noi dobbiamo imparare a penetrare con i nostri sguardi nel loro cuore, nella loro disperazione. E è di là che possiamo manifestare questa compassione, grazia e misericordia. Nosso Padre, esistiamo ancora in questa terra per manifestare questa compassione, questa grazia, questa misericordia. La gente è disperata, la gente non sta bene. E o diavolo ti ingana dicendo che la gente economicamente sta bene, stanno vivendo bene, ma è un grande inganno. La gente sta chiedendo un aiuto. E quando noi cominciamo a dimostrare la tua persona, le persone arriveranno davanti a noi a chiedere aiuto. Noi siamo sale, siamo luce. Abbiamo ascoltato tante cose nella storia, ma Gesù ci dice l'altra cosa: ma io vi dico. La nostra vita non è una religione vuota. La nostra vita è un cristianesimo pieno di Cristo. Essere seguaci dei principi di Cristo. Di avere un sguardo di compassione e misericordia e avere un sguardo che possa penetrare nel cuore delle persone, nell'anima delle persone. Avere un sguardo che possa abbracciare la storia di quelle persone e aiutare questa persona a uscire di questo fango. Misericordia, compassione, grazia, il tuo amore, che noi possiamo trasmettere questo ad ogni persona che sono disperate. Ti ringrazio, Padre, perché Cristo ci ha insegnato dei principi di vita, un stile di vita nuovo. Ma io vi dico, grazie Gesù, che possiamo come Chiesa essere rilevanti in una società che soffre, una società che è disperata, essere rilevanti in un mondo che non riesce a trovare una soluzione, perché noi come Chiesa sappiamo che Cristo Gesù è l'unica soluzione. Noi sappiamo che Cristo Gesù è l'unico che può darci la vita. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Se tu sei pronto a essere un canale usato da Dio, un strumento da Dio, puoi stare in piedi. E che noi possiamo fare questo momento di lode che è con cantico. Cercate prima. Cantiamo questo. Cercate prima il regno di Dio e offriamo prima le nostre offerte, le nostre decime. Cercate prima è a dimostrazione di fede ao nostro Dio. E questo momento, Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, ma Dio vuole vedere la tua fede, dove è la tua fede. E questo momento di offerta, di consacrazione. Abbiamo questo maialino qua, è per l'opera missionaria. Tanta gente disperata in questo mondo e noi vogliamo aiutare a contribuire. Facciamo questo con gioia, con allegria e serviamo al nostro Signore, cantando e offrendo.
Grazie Padre nostro che hai provveduto di ogni nostra necessità. Grazie che ci prendi cura di noi, non in base ai nostri meriti, ma per la tua misericordia e l'amore. Grazie che anche stamattina le tue misericordie si sono rinnovate, non perché abbiamo meritato qualcosa. Grazie per un cielo sereno sopra la testa e per questo culto, per la possibilità in tutta tranquillità e libertà di radunarsi qui. Grazie Padre che ci assisti anche in questo. Ti prego che tu possa ricevere queste offerte e possano servire, che il tuo regno possa allargarsi ancora di più. Benedici le persone che hanno portato, le persone che toccheranno questi soldi, affinché la coscienza e consapevolezza che sono soldi che appartengono a te possano essere chiare nella nostra vita. Nel nome di Gesù, amen. Amém. Potete accomodarvi? Sono un po' di avvisi qua. Ok, prenotazione dei nostri calendari 2021. Non dimenticare che è un bellissimo regalo per i nostri amici e i nostri nemici. Così potete parlare in libreria. Incontro e preghiera continua, non abbiamo fatto pausa e non faremo, ok? Non solo a Treviso con Eliane e Belluno. Ok. È importantissimo questo, che noi stiamo cambiando il nostro regolamento. Sempre sto parlando con i responsabili. Abbiamo fatto un regolamento nel 2004, un regolamento interno. Noi stiamo in 2020. La Chiesa in 2004 aveva soltanto un culto al mattino, non c'era più niente. E un gruppo di studio a Vidor. Punto. Stiamo con una realtà completamente diversa, in un regolamento che è stato fatto nel periodo di Noè. Così dobbiamo fare dei cambiamenti profondi. Se tu vuoi camminare e scoprire che cosa sta succedendo, potete parlare con Stefano, che è il nostro rappresentante qua di Treviso, e anche dei suggerimenti, potete parlare con lui. E stiamo arrivando in questo periodo adesso alla parte più delicata, nel senso, la parte organizazionale della Chiesa, la struttura della Chiesa. E questo è il momento più importante di cambiamento che dobbiamo fare, ok? Finito? Ok. Grazie a tutti voi, grazie per la vostra presenza e che siete prima volta, seconda volta. Un abbraccio, che Dio vi benedica e una bellissima domenica calda con lo Spirito del Signore. Ok? E che possiamo vederci più presto. Buona settimana, Dio vi benedica. Mi hanno chiesto di non dimenticare di uscire per questa porta e dobbiamo sanificare subito questa sala, ok? Ok.